Siamo a Falcade, siamo nel Bosco degli Artisti, dove il 10 agosto alle 11:30 porteremo un'orchestra, l'Orchestra Ritmico-Sinfonica Italiana, 54 elementi e i ragazzi di Art Voice Academy per un grande concerto, il concerto La mia terra, un concerto ideato per la montagna veneta. Musica, solidarietà e cultura sono le parole chiave del progetto musicale del direttore d'orchestra trevigiano Diego Basso, ideato per sostenere le montagne e le popolazioni colpite dalla tempesta Vaia dello scorso ottobre, che ha causato danni per 1,5 miliardi di euro e più di 400 persone evacuate. Questi alberi sono alberi che sono stati distrutti da questa tempesta, la tempesta perfetta è stata nominata, però noi vogliamo accarezzarli, vogliamo stare con loro. E da qui nascerà la musica, nascerà la nuova energia, nascerà nuova vita. Una nuova vita dunque quella che si prospetta per le montagne bellunesi, esaltati dai suoni e dalle voci che proprio domenica risuoneranno sul palcoscenico naturale del Bosco degli Artisti. Ad accompagnare l'orchestra diretta da Basso un coro di giovani di Castelfranco Veneto. Oltre ai 54 orchestrali porteremo 40 giovani di Art Voice Academy. Perché? Perché la rinascita parte dai ragazzi, parte dai bambini, parte dai giovani, quindi noi vorremmo che tutto il bosco rinascesse e così con un po' di musica e un po' di energia diamo il nostro contributo perché tutto questo avvenga. Il concerto di Falcade, che rientra tra le iniziative dedicate ai 10 anni Dolomiti UNESCO e tra gli eventi di solidarietà promossi dalla Regione del Veneto per la montagna. Il ricavato verrà versato nel conto corrente aperto proprio dalla Regione a poche settimane dal disastro. Un viaggio musicale, come lo stesso Basso lo definisce, iniziato con un altro concerto lo scorso 23 marzo al Teatro Comunale Mario del Monaco di Treviso, ora entrato nel circuito dello Stabile del Veneto, e che non poteva non concludersi a Falcade, termina il direttore, tra le montagne che hanno la musica dentro.